2.500 ettari coltivati, sono 400 le aziende agricole della provincia di Padova che producono barbabietola da zucchero, un settore importante per l'agricoltura del nostro territorio, anche perché molti agricoltori coltivano la barbabietola da zucchero per rigenerare periodicamente il terreno. Per questo motivo le aziende del settore lanciano un appello alla Regione Veneto perché incrementi ulteriormente l'importo di 350.000 euro a fondo perduto stanziati come contributo per il 2021. La Regione Veneto nella scorsa settimana ha deliberato 350.000 euro per il settore bieticolo veneto, un'importante somma. È da ringraziare sicuramente la Regione per dare valore al settore bieticolo. Siamo molto lunghi però rispetto agli 800.000 euro del 2020, quindi chiediamo alla Regione un ripristino del fondo di 800.000 euro per il settore che oggi è sicuramente un settore di grande importanza ma con grandi difficoltà economiche. La barbabietola da zucchero produce un fatturato medio di 5 milioni euro l'anno. Tutte le imprese agricole conferiscono allo storico zuccherificio di Ponte Longo, punto di riferimento nell'intero nord Italia, un'eccellenza che si deve salvaguardare per il bene della filiera agroalimentare. La barbabietola da zucchero è anche un valore agronomico perché è una pianta di rinnovo. E infatti di tutti i cereali che noi seminiamo eccetera raccogliamo solo la parte vegetativa. Con la barbabietola da zucchero andiamo a raccogliere la radice. La radice mi va a spaccare in profondità il terreno e quindi a rinnovarlo.